La presenza del direttore sportivo del Milan al Sanchez-Pizjuan alimenta ulteriormente le speculazioni in Italia riguardo al suo futuro. Dodi Lukebakio non ha vissuto una delle sue migliori giornate questo lunedì contro i Getafe. Dopo aver segnato un gol spettacolare nella prima giornata al San Mamés contro l'Athletic di Ernesto Valverde ed essere stato il miglior marcatore del Siviglia nella scorsa stagione, il belga è ormai considerato il punto di riferimento della squadra andalusa. Ancora di più dopo la recente cessione di Loic Badé al Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro. Tuttavia, la sua prestazione contro i madrileni è stata piuttosto deludente. Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci di un possibile addio dell'esterno, nonostante lo scorso anno avesse già rifiutato di lasciare il club, respingendo sia l'interesse del Napoli, che lo vedeva come sostituto di Kvaratskhelia, sia un'offerta molto allettante proveniente dall'Arabia Saudita. Le indiscrezioni sull'interesse del Milan si sono fatte più insistenti in Italia, e a rafforzare queste voci è arrivata la visita del direttore sportivo rossonero, Jeffrey Moncada, presente allo stadio lunedì per assistere alla partita Siviglia-Getafe. Il match, vinto 2-1 dalla squadra di José Bordalas, ha visto un Lukebakio sottotono, incapace di trovare spazi nella solida difesa avversaria. Prima dell'incontro, membri della direzione tecnica del Siviglia non hanno confermato la permanenza del belga, consapevoli che il mercato resterà aperto fino al 1 settembre e che il club ha bisogno di realizzare cessioni per poter registrare fino a 5 giocatori, compresi 3 nuovi acquisti della stagione in corso. Il futuro di Lukebakio resta dunque in bilico. Il giocatore rappresenta una risorsa importante per il Siviglia, sia dal punto di vista tecnico che economico. La sua possibile partenza potrebbe garantire al club un'importante entrata finanziaria, fondamentale per sbloccare le registrazioni pendenti e rafforzare l'organico in vista della seconda parte di stagione. Tuttavia, la sua cessione comporterebbe anche la perdita di uno degli elementi più talentuosi della rosa. D'altra parte, il Milan continua a monitorare la situazione con attenzione. Il club rossonero è alla ricerca di un profilo offensivo che possa alternarsi o sostituire i titolari attuali, soprattutto in vista di una stagione densa di impegni tra campionato, coppe nazionali e competizioni europee. Lukebakio, con la sua versatilità e capacità di giocare su entrambe le fasce, rappresenta un'opzione molto interessante per la dirigenza milanista. La presenza di Moncada al Sanchez-Pizjuan non è passata inosservata. Il dirigente francese, noto per il suo fiuto nel mercato, ha già avviato contatti con l'entourage del giocatore e potrebbe presto formulare un'offerta concreta. La strategia del Milan sembra chiara: attendere gli ultimi giorni di mercato per sfruttare eventuali necessità di vendita del Siviglia e abbassare così le pretese economiche del club spagnolo. Dal canto suo, Lukebakio non ha ancora espresso pubblicamente il desiderio di lasciare Siviglia. Tuttavia, sarebbe attratto dalla possibilità di giocare in Serie A e di disputare la Champions League con una squadra storica come il Milan. Il progetto sportivo rossonero e la possibilità di mettersi in mostra su un palcoscenico europeo potrebbero convincerlo a cambiare aria. Il Siviglia, intanto, si trova in una posizione delicata. I limiti imposti dalla Liga in materia di fair play finanziario costringono il club a vendere prima di poter acquistare o registrare nuovi giocatori. Para mais informações, gli azzurri curtis e escreva e tiva notificações.